è stato indagato per niente. Io mi basavo. Che fosse magari la recinzione del cimitero Più tardi. più tardo? Comunque, questo muro. Occhio, questo fosse Sì, una sì. sepoltura. Recente. C'era un gatto. E appunto non c'è un operaio. Ascolti, ma le murature Questo sì, si vede che è addossato. è addossato e non Non è che è Sì, sì. è vero. Sì. E qui c'è la È sempre qui vicino. Vicino. Bisogna mangiare, realmente che si chiama gelato. Gelato. Allora, questa è la zona dei servizi, dove c'erano i focolari, dove c'è la canalizzazione, dove non è continuato lo scavo. Come vedete ci sono dei dislivelli che indicano dove si è iniziato ad abbassare le quote e poi purtroppo non si è portato avanti lo scavo. Qui ci sono le scale. Questo è un ingresso. Sì. Un ingresso perfetto. Un ingresso perfetto con un blocco qui e uno in fondo. Come mai che non continuano a scavare qua? So quanti anni sono passati. Io ho scavato qui nell'88 Volontariato. e poco poco nell'89. In Italia si usa più coprire che C'è una scavare. vita in mezzo. Direi. Volontariato, poi anche segui i lavori, un po' di volontariato. Pure in quegli anni i soldi c'erano anche per queste Sì, cose. adesso lo stanno accettando, il volontariato ha delle regole così rigide per il Ministero che non è quasi mai applicato, perché dovrebbe essere il Ministero a pagare le assicurazioni, perché bisogna far capo ad associazioni riconosciute a livello nazionale. Cioè c'è tutta una procedura che è complessa come un affidamento di lavori. Hanno visto l'entrata che c'è lì? Allora, andiamo avanti. Questa, immaginatevi il giudice qui con tutto l'apparato suo. Giudice Barisone? La corta Questa, il seggio è lì, non c'è più. No, c'è ancora, dottoressa. C'è ancora. Si vede, ma E questo era un ambiente raccordato con, vedete il gradino si vede benissimo e si vede appena appena anche l'arco, lì si vede la moderatura, da questa parte no, dell'arco. Lì che era pieno di scheletri. Sì, questo era pieno fino in cima, ma di scheletri. Fino al 1914. Vabbè. Quanto No, resiste il virus probabilmente della legato peste? anche alla peste. toglievano, come vedevano che era aperto. Il cimitero di Monza. Sì, ma il grosso è stato con la peste. 1914. 1914. Quello che noi diciamo vecchio. Con una certa Era Barbara. proprio così pressato. Barbara. Che non mi ricordo come si chiama. No, non mi ricordo. Barbara. Ce li ho tutti, quindi non può essere. Quando dico 1914 è 14. La tomba più antica che ho trovato lì, la tomba più antica che ho trovato lì è quella del Carta del 1917 di Costantino Carta. Ecco. Di poi lato. Posso dare il nome. L'ultimo. Il primo, Mi spiace vederlo con le scritte questo muro. Questo è il muro che mi sono coccolata e che non so a che cosa facesse capo e che ha una bella croce incisa nel blocco di base. C'è qualche sepoltura lì? No, non ce n'era. Non l'hai mai vista? Qui abbiamo scavato una croce, Quella che le dicevo. mentre l'altro muro, le altre visto. pareti sono in relazione alle modifiche fatte all'interno della chiesa, perché in pratica le cappelle Non erano sono neanche qua. giovani, questa è gente che proprio vuole. E questo è l'unico pezzo in tutta la parte del convento che è rimasto con questo rivestimento in basalto bellissimo, Potevano anche lasciarlo. perché poi continua con altra muratura in là. Qui la parte alta è tutta rifatta, anche il muro è rifatto dove c'erano le cappelle. Si è fatto come si faceva negli anni 50, cercando di fare il più simile possibile a quello al modello che si aveva di come doveva essere stata la chiesa.
c'è la probabilità che andasse anche oltre il monastero? Guardi, noi abbiamo scavato dietro ai due ambienti, proprio qui dove ci sono gli alberi, e lì abbiamo trovato questi riempimenti per ricavare un altro livello. Ecco, è il motivo per cui dicevo sopra dovevano esserci le camere da letto e gli studi. Però oltre non siamo andati perché ci sono altri muri di recinzione, ci sono altri muretti a secco di questa gradonatura recente, quindi non lo so, onestamente quello che non ho visto, che non ho scavato. E una delle domande che ci fanno quando vengono così gli ospiti è: come mai la facciata è così sacrificata, cioè non ha spazi? Ma questo è abbastanza normale con le chiese medievali. Quindi quelle che noi adesso chiamiamo ristenes, che sono rifatte, erano comunque preesistenti? Questo non lo so, certamente c'è la roccia dietro, subito dietro, perché come entra, quanto avrà? 1,5 metri e poi c'è la roccia. Però c'era la strada. La strada c'è il ciottolato, cos'è? L'originale? Abbiamo fatto un coso nella strada È stato rifatto. Iglesia e Santo Zenobis. Distingue nettamente, sì. Quindi c'era Quindi magari i muri sterili proprio davanti alla facciata non c'erano perché era l'ingresso, l'uscita della chiesa verso Sa, la strada. una chiesa medievale non ha bisogno di grandissimi spazi. Molto spesso dalle spalle all'abitato, non so che chiesa citarle, ma San Palmerio di Chilarza è rivolta verso Canale, non verso Chilarza. La chiesa di Mandas o anche d'Olianova non sono rivolte. Quindi davano le verso il spalle al paese. Però. Danno le spalle, perché sono orientate est-ovest, ma non hanno la necessità come dire, concettuale della piazza davanti come le pensiamo noi, o come ci siamo un po' abituati a pensare la chiesa, la piazza come luogo di riunione, eccetera, è la chiesa che è luogo di riunione. Ma non è indispensabile che ci sia una piazza grande, non sempre. Qui non c'era di sicuro. Qui non c'è. Almeno questa certezza possiamo condividerla. Va bene. Allora e ora rientriamo. della seconda